è impossibile, che abbia la lucidità di misurare l'esatta, reazione, e quindi quando si dice che la reazione deve essere proporzionata all'azione, all'offesa, si dice qualcosa di, secondo me, impossibile, perché, se io vedessi una persona dentro casa mia, non è che posso, cioè non riuscirei a fare i calcoli, a ragionare, a chiedergli se è armato o non è armato. Quindi se posso, elimino il pericolo come posso. Per la sindaca leghista di Oderzo non ci sono dubbi e le sue parole da prima cittadina sono destinate a far discutere, anche se tutto il centrodestra in questi giorni è unito in un coro unico a favore del 38enne camionista romeno in Italia da quasi 20 anni, che giovedì sera, scoperti 3 ladri sul terrazzo di casa col Francui, non ci ha pensato 2 volte prima di scaraventarne uno giù a 3 metri di altezza, facendolo scappare assieme agli altri due, a loro volta malmenati e sorpresi dalla furia dell'uomo. I carabinieri sono ancora sulle tracce della banda, nel frattempo sui social il caso è diventato virale. Giusto o sbagliato e soprattutto quanto pericoloso reagire così? Una moglie e 3 figlie piccole da difendere, così Livio Petrei ha raccontato di aver reagito distinto. Per Scardellato è inevitabile. Io ritengo che quando, una persona ha la propria intimità, la propria proprietà, la propria casa violata, abbia diritto di difendersi. Una piaga quella dei furti in casa che da anni alimenta il dibattito sulla legittima difesa. Non so che conseguenze abbia avuto, non so, cioè, anche che cosa ha rischiato, perché se questo invece fosse stato armato avrebbe rischiato lui la sua vita, ma non sappiamo neanche cosa sarebbe successo se lui non li avesse fermati. Per cui quando una persona vede in pericolo se stesso e i propri cari, reagisce per difenderli, e come reagisce? Reagisce. Secondo me, secondo me significa che la difesa è sempre legittima.